Eccoci qua carissimi amici, appassionati di auto d'epoca. In questo momento ci troviamo a Padova, oggi 24 ottobre del 2020. Meno affluenza degli anni scorsi, meno esposizioni, meno bancarelle, purtroppo emergenza sanitaria, e portiamo a casa quello che la fiera offre. E ragazzi, eccolo qua, volevo farvi vedere questa chicca, guardate qua ragazzi, questa Alfa Romeo Giulietta, del 1959, eccola qua, blu medio, color blu medio, guardate qua il prezzo, qua dicono che è in trattativa, però c'è il colpo di scena, qua l'espositore mi ha detto che quest'auto è stata venduta e rimane in Italia. La cosa pazzesca è che quest'auto è stata acquistata da un sacerdote, da un prete, quelli che dicono che vivono nell'essenzialità, quelli che dicono che si accontentano di poco nella vita. Non so se è un investimento, però intanto qua un buon sacerdote si è concesso questo sfizio, la faccia della crisi. Ecco qua ragazzi, appassionati di Alfa Romeo, saluto Max, saluto Michelino, saluto i vari Alessio, Matteo Roberti, ecco qua, spettacolo, eccolo qua. E niente ragazzi, la portiamo a casa, la mettiamo in memoria, eccola qua, eccola qua, è un cabriolet, ci hanno detto che qua non si può aprire, dato che è stata acquistata, e ecco qua, la dobbiamo lasciare qua, nelle migliori condizioni, guardate qua, bravissimo. Eccoci qua cari amici, non hai riconosciuto, per cui ragazzi, insomma, ecco qua, un bel trofeo qua, che rimane in Italia, eccoci qua, spettacolo. Insomma qua il buon sacerdote qua, insomma, ci ha fatto un bel regalino. Salutiamo la Jo che purtroppo manca in questa fiera e ci mancano le sue chiacchiere. Spettacolo. Con questo vi saluto e andiamo avanti con il report. Ciao a tutti, alla prossima e viva l'Alfa Romeo. E saluto tutti gli amici del canale, ciao a tutti.